I dati della protezione civile, meno di 2.000 i ricoverati in terapia intensiva, 333 le vittime. Al TG3 il professor Richeldi: non abbassiamo la guardia, il peggio può ancora venire. Le scuole chiuse, una ferita per tutti noi, così il presidente Mattarella in un messaggio per il programma #Maestri, partito oggi su Rai 3. Gli istituti riapriranno solo in sicurezza. Fase 2, il governo chiarisce sugli spostamenti possibili dal 4 maggio, sarà possibile far visita agli affetti stabili per le seconde case, divieti nei giorni festivi e prefestivi. La sfida di Veneto e Lombardia, meno restrizioni su spostamenti e seconde case, Conte atteso a Milano, poi andrà a Bergamo e Brescia, emendamento PD per la celebrazione delle messe. Da oggi apertura graduale per cantieri pubblici e alcuni settori industriali, dall'automobile agli elettrodomestici, allarme per il commercio, negozi e servizi a rischio fallimento. Nel Regno Unito il ritorno di Boris Johnson a Downing Street dopo la convalescenza. Un secondo picco dell'epidemia sarebbe un disastro. Presto per allentare il lockdown. Buonasera dal TG3, iniziamo anche questa sera dai dati sulla pandemia che sono stati diffusi dalla Protezione Civile.